Una settimana di cammino, partiranno dal Bosco delle Pennemozze a Cison di Valmarino per arrivare a Pordenone alla Dunata Nazionale degli Alpini. Oltre 60 km a piedi, al reparto Salmerie di Vittorio Veneto tutto è pronto, i 4 muli che sfileranno domenica per le vie della città friulana a breve verranno caricati di bagaglie e vettovaglie, passeranno per Vittorio Veneto, Conegliano e Gaiarine dove incontreranno le penne nere delle sezioni locali e lì si fermeranno a pernottare, poi alla mattina l'alzabandiera e via verso la festa. Faranno l'ultimo giorno, il sabato, Sacile Pordenone, con l'entrata a Pordenone alla sera per poter, se riesce, a sfilare magari in mezzo alla gente per far conoscere cos'è il reparto Salmerie. Dalla sezione di Vittorio Veneto partiranno anche i 3 cori e il bandierone della Valla Pisina, uno dei più grandi d'Italia. Saranno in tanti quest'anno. Ai soliti alpini appartenenti alle sezioni che partecipano sempre alla Dunate si uniranno altre 300 penne nere perché questa volta l'evento è proprio vicino. Saremo in tanti. Quelli che sicuramente verranno saremo oltre 700 persone, però poi ci sono, essendo la Dunata molto vicina quest'anno, probabilmente ci sono quelli che partono la domenica mattina per poter almeno una volta essere presenti in una Dunata. Solidarietà e fratellanza, questi sentimenti che uniranno ancora una volta gli alpini e quest'anno la sezione di Vittorio Veneto sfilerà con uno striscione particolare. Sfileremo con questo striscione che dice Italia, gli alpini con il loro esempio ti rendono migliore, e lo metteremo davanti alla nostra sezione e penso che abbia un significato proprio per poter cambiare questa Italia che in questo momento è molto in crisi.